Gospel Sniga, Our Lady of, and there is a really nice legend about it. Namely, 100 years ago, the snow fell on this area in August. The local thought it was a miracle and they built a little church. Cari ospiti, a qualche momento passeranno sotto il ponte che si chiama Ždrelački most. Il ponte unisce le due isole, Uljan e Pašman. Uljan è alla sua destra e Pašman alla sua sinistra. E questa piccola chiesa che vedete alla sua destra si chiama Gospel Sniga, la Madonna delle Neve. C'è una leggenda che 200 anni fa la neve è caduta su questi paesi nell'estate. Gli abitanti hanno considerato questo come un miracolo e hanno costruito questa piccola chiesa nel nome della Madonna delle Neve. Vergeet liebe Gäste, wir fahren jetzt durch einen Bruch, sie heißt Ždrelački most. Die Bruch verbindet zwei Inseln, Uljan und Pašman. Uljan ist ihre rechten Seite und Pašman ihre linken Seite. Diese kleine Kirche heißt Gospel Sniga, Schnee Madonna. Es gibt eine Legende, dass vor 200 Jahren in dieser Stelle Schnee gefallen ist. Die Leute dachten, das ist ein Wunder und deshalb haben sie diese Kirche gebaut. Dankeschön.